Siamo di nuovo in piazza per protestare contro l'ennesimo taglio che il governo fa alle forze dell'ordine. Contratto bloccato 2008-2009, di oggi la notizia, di ieri la notizia dell'ennesimo blocco contrattuale fino al 2020. È una cosa inaccettabile, noi daremo guerra a questo governo che sta penalizzando i servitori dello Stato in un modo veramente incredibile. Volevo solo ricordare che l'anno scorso sono stati tagliati i soldi per i mezzi e per gli uomini, addirittura eravamo costretti a mettere la benzina di tasca nostra. È una situazione che è diventata veramente vergognosa e io intendo, dopo tutte le manifestazioni di protesta messe in campo, tra cui quello dello sciopero della fame, in cui anche il Presidente della Presidenza della Repubblica mi aveva rassicurato di un interessamento sulla situazione carceraria, oggi gli atti messi in campo vanno tutta un'altra parte. Siete favorevoli all'amnistia? Assolutamente sì, io come segretario generale dell'SPP sono assolutamente favorevole. Abbiamo 9 milioni e mezzo di processi in sospeso, il carcere è solo la parte terminale di una giustizia malata, perché se non si inizia a incidere su 9 milioni e mezzo di processi, evidentemente non si può dire che la giustizia è uguale per tutti. C'è stato un episodio durante la manifestazione l'altro giorno, che lei conosce benissimo, un poliziotto che è stato fotografato in un atteggiamento non esattamente corretto. Il sindacato tutela tutti, tutelerà il poliziotto fino a quando non avremo la certezza che ha commesso qualcosa di irregolare, fermo restando che tutte le persone che fanno qualcosa che va contro la legge non possono avere, non avranno in alcun modo l'appoggio del sindacato, almeno del mio.